qualcosa, non con cosa. Di gente, di gente. Dimmi quando posso andare. Flavio. Pronto? Ciao Flavio. Allora io il comitato regionale ha sospeso tutto, devo vedere il comitato provinciale con la dice. Ah beh no, ottimo, perfetto, meglio. Buona domenica Flavio. Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti al Palaprata per questa settima giornata del girone di andata, campionato Serie B, girone B. Di fronte i padroni di casa del Maccabi Prata Calcio 5, che con la loro stupenda cavalcata stanno dominando il girone contro gli amici di Sedico. La società Maccabi Prata Calcio 5 informa a tutti i sostenitori delle squadre partecipanti che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Benvenuti a tutti al Palaprata e anche agli amici in collegamento via streaming su Maccabi Prata TV. È la settima giornata, c'è da continuare la serie positiva, c'è da continuare a far sapere chi siamo, c'è da continuare ad essere il grande, il solo, l'unico Maccabi Prata Calcio 5. L'applauso del Palaprata! Non vi sento Palaprata! Le formazioni che scenderanno sul parquet. Per il Sedico, numero 3, Fenti Daniele, numero 5, De Boni Thomas, numero 6, Storti Lopez David Leonardo, numero 7, Brancher Fabio, numero 8, Ferreira Pitondo Igor, numero 10, Xavier Dos Santo Cristian, numero 11, Bottega Andrea, numero 15, Alebrant Victor Hugo detto Vitigno, numero 19, Battistuzzi Steve, numero 20, Gastaldello Riccardo, numero 22, Ditano Riccardo, numero 90, Rossetto Flavio, guidati in panchina da Lazic Vladan. Puoi cambiare? E chi c'è a posto tuo? Zardo. Il Maccabi Prata Calcio 5 scende sul parquet con il numero 19 Morassi Luca, numero 61 Marchesin Federico, numero 3 Zocchi Dennis, numero 4 Otero Alexis, numero 5 Zecchinello Simone, numero 7 Giannattasio Dario, anzi il dottor Dario Giannattasio, numero 8 Grandinetti Guido Leonardo, numero 9 Mazzucca Augusto, numero 10 Buriola Andrea, numero 11 Dominioni Loris, numero 12 Belleboni Marzio, numero 14 Dedei Davide, guidati da mister Andrea Sabalino. Gli altri incontri della settima giornata del girone B. Futsal Cornedo Pordenone, già iniziata e vede il Futsal Cornedo in vantaggio 2-1
Canottieri Belluno Bubi Merano, con il Bubi Merano in vantaggio 2-0. Olimpia Roveredo Arzignano, Palmanova Udine City, Futsal Tesina Atletico Nervesa. C'è da fare bene, c'è da continuare la striscia positiva. Gli uomini, oggi mister Sabalino molto teso, molto concentrato sulla partita. L'abbiamo sentito poco fa prima dell'inizio dell'incontro. Abbiamo scambiato solo alcune parole. Molto teso, molto concentrato. Sa che l'impegno non è proibitivo, ma è un impegno molto importante e bisogna continuare su questa strada. Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. Il Palaprata si sta riempendo in ogni ordine di posto, con un'attesa anche da parte della tifoseria molto sentita per questo incontro. Come sempre, oltre alla diretta streaming, potrete trovare anche tutti i risultati in diretta su Facebook e tutti gli highlights. E poi questa settimana, sempre sul nostro canale Maccan Prata Calcio a 5. Un saluto anche agli amici di Veneto TV che ci stanno osservando ci stanno guardando in questo momento, e anche Veneto Globe. Abbiamo praticamente copertura totale per quanto riguarda tutti gli eventi del Maccan Prata Calcio 5. Manca davvero poco all'inizio dell'incontro. Abbiamo già la struttura tecnica pronta ad uscire fuori da quello che sono gli spogliatoi. Siamo ormai nelle fasi preparatorie all'incontro. Anticipo un po' i tempi, formando tutti gli appassionati che sabato prossimo saremo a Pordenone per il primo derby stagionale contro il Pordenone, altro importantissimo test match per il Maccan Prata Calcio 5. 2 minuti circa all'inizio dell'incontro. Vedo già pronte le formazioni dietro le uscite dagli spogliatoi, dietro il tunnel che conduce agli spogliatoi, qui in diretta dal Palaprata. Formazione tipo quella che ha messo in campo Sabalino quest'oggi. Qualche dubbio su Mazzucca, infortunato, che sarà tenuto comunque di riserva, come pure anche Dario Giannattasio, che ha accusato un problema alla caviglia destra durante l'allenamento di settimana. Sarà precauzionalmente tenuto in disparte da mister Sabalino. Scusate. Grandinetti? Mi dice Grandinetti, Guido Grandinetti, pardon. Sarà comunque precauzionalmente tenuto in panchina da mister Sabalino, che non vorrà certamente andare a giocarsi quello che è uno dei suoi uomini di punta in questo inizio stagione.
Manca veramente poco. Tutto è pronto, siamo ormai in procinto dell'uscita dagli spogliatoi delle due squadre. E ci siamo pronti per l'uscita. Già i tecnici hanno raggiunto le panchine. L'applauso del Palaprata. Alla nostra sinistra, in maglia bianca, il Sedico Calcio 5. Alla nostra destra, in maglia giallo-nera, il Macar Prata Calcio 5. Quest'oggi orfano dei ragazzini perché giocano sia gli esordienti che i giovanissimi questo pomeriggio, pertanto c'è solo una piccola rappresentanza. Il saluto delle due formazioni, il fair play per questo settimo incontro 2019-2020. Salutiamo la terna arbitrale, guida l'incontro il signor Zingariello Davide di Prato, secondo arbitro signor Sgadari Corrado di Prato e il cronometrista signor Angelo Salvatore di Gradisca di Sonzo. Al 9. Manca davvero poco all'inizio dell'incontro, solo la parte formale, la foto delle due formazioni è stata fatta. Si schierano scusate, tutti gli uomini. Ultimi ragguagli da parte del secondo arbitro che va a verificare quello che è la regolarità delle due reti.
anche il grido di battaglia degli avversari, ma sarà il Macan Pratta Calcio a 5 ad iniziare l'incontro. Con Zocchi e Belleboni sulla palla. Grandinetti alla fine gioca. Sta facendo la bamba sabato scorso Grandinetti. Grandinetti alla fine in campo. Grandinetti è lì, non vuole mollare. Siamo ormai id nell'immediato. Tutto ok, dice l'arbitro, e si parte con Belleboni per il Macan, subito a muovere su Otero, Zocchi, Otero, Belleboni, Grandinetti, giù a liberare su Morassi, chiamata lunga, intercettata dal Sedico, torna Morassi per Otero. Belleboni sulla fascia laterale, avanza, prende spazio, smarca Belleboni, manca, va a guadagnare la palla Battistuzzi, Steve parte il Sedico, Storti, sempre il Sedico, allunga per Vitigno, palla che giunge a Morassi. Grandinetti, Belleboni, Otero, Belleboni a filtrare per Zocchi, scambio con Grandinetti, tiro dalla distanza, parata di Battistuzzi. Se questa era la forma precaria di Grandinetti, ne vedremo ci sarà da divertirsi oggi. Calcio d'angolo per il Macan. Zocchi leggermente alto sopra il 7 alla sinistra di Battistuzzi. Riparte il Sedico, Vitigno, Storti riceve in questo momento da Gastaldello, Gastaldello, Storti, Vitigno, Dos Santos, manovra nella sua metà campo, il Sedico fa pressing, va addirittura Otero, Zocchi, riconquista palla, Belleboni, Otero si porta fuori la palla, tradito da un rimpallo. Vitigno, Storti, prova a far filtrare per Dos Santos, Vitigno, Gastaldello, gli porta via la palla, non ha fortuna, prova il tiro Gastaldello, ci mette una pezza importante Morassi, palla che finisce in calcio d'angolo, sarà Dos Santos, anzi no, poi cambia di poco, fallo laterale Dos Santos, il tiro di Vitigno, prova a liberare Belleboni, nulla da fare, palla finisce laterale. Gastaldello, Storti, Dos Santos, Zocchi, no, perde palla, la riconquista Zocchi, la riconquista il Macan, fallo di Storti a interrompere l'azione. Belleboni, Otero, Grandinetti, Zocchi, riconquista la palla il Sedico, Dos Santos,
Dos Santos nella sua area, pressing, si porta a spasso Belleboni. Ammonito Zocchi per il McCann. Ammonito Zocchi per il fallo fatto su Dos Santos. Storti. Su Castaldello, di nuovo Storti, Dos Santos, gli ruba la palla, belle, Grandinetti che tira, cerca di sorprendere la difesa, palla che esce a lato, riprende Battistuzzi, Vitigno, Storti, Castaldello, Vitigno, Otero, Zocchi Otero, forza ragazzi, dai, riprendiamo a filtrare per Zocchi, palla fuori dallo specchio di poco. Si pallano Storti e Battistuzzi, lancio di Battistuzzi a cercare di sorprendere la difesa del McCann, che non si fa sorprendere. Grandinetti, Zocchi perde palla, torna a pressare Dos Santos, Storti per il Sedico, Castaldello va a chiudere in pressing Dos Santos, continua la palla, il Sedico, bella difesa del McCann in raddoppio sull'atleta allenato da Latic Vladan. Storti per il calcio d'angolo per il Sedico. Chissà se parte dritto. Tempo. Fischiato fallo di tempo. È andata Storti. Palla che torna alla McCann a rimettere in gioco Morassi. Otero, Grandinetti, Otero, Grandinetti, Belleboni, perde palla il Sedico, permessa Otero, Grandinetti, Otero, alleggerito su Morassi. Non ce la fa Belleboni a tenerla in campo. Cose semplici ha chiesto Savalino. Facciamo le cose semplici ma facciamole bene. Castaldello, pressato, Storti, Dos Santos, Otero cerca di riconquistare la palla, tunnel ai suoi danni, palla che arriva a Morassi, rilancia subito Otero, velocissimo il cambio del gioco, Giannattasio non arriva sulla palla, rimessa con Vitigno, Grandinetti ce la porta fuori. Storti, Storti, Castaldello per Dos Santos, la appoggia malissimo indietro, palla che finisce in calcio d'angolo. Si parlano gli atleti del McCann, va Belleboni, Giannattasio,
palla che finisce di poco alta sulla traversa. Imprendibile per Dos Santos il rilancio di Battistuzzi. Grandinetti, Giannattasio, Grandinetti, Belleboni, Giannattasio, Dominioni, Giannattasio, Dominioni, non arriva sulla palla. Modo di ripartire il Sedico, Storti, Pitondo, Dos Santos, Dominioni in pressing alto. Palla che finisce fuori, rimessa per il McCann con Grandinetti. Giannattasio su Grandinetti, Dominioni, Belleboni, Dominioni, Belleboni, Giannattasio, Belleboni, Grandinetti, ce l'ha, dribbla l'avversario, troppo arretrato per il controllo di Loris Dominioni. Pitondo per il Sedico, va Dominioni in pressing. Secondo fallo per il Sedico, spinta ai danni di Grandinetti. Giannattasio, Belleboni su Grandinetti, Dominioni, no, si arrabbia Sabalino, grande errore di Giannattasio, non ha interpretato al meglio quello che sono le disposizioni. Dominioni riconquista e si riparte. Grandinetti, Belleboni al centro, tenta il tiro, deviato e calcio d'angolo. Chiamato il 3, schema numero 3 da Dominioni. Intercettato il calcio d'angolo del McCann, che comunque resta la parte alta. Grandinetti, Belleboni, Grandinetti, Dominioni al centro. Giannattasio ha provato, non ha trovato l'attacco con Dominioni. A modo di ricostruire il Sedico. Pressiamo bene, pressiamo alto, ci manca un po' di rifinitura in fase conclusiva. Prova Bottega, l'ex, a girarsi, a sorprendere Morassi, che chiaramente non si è fatto sorprendere. Belleboni, Zocchi, Grandinetti, Belleboni, Zocchi, il tiro deviato in calcio d'angolo. Se ne occupa Belleboni, Marzio, della rimessa in gioco. Altro calcio d'angolo. Sempre Belleboni, Marzio al centro, Grandinetti, grande gancio al volo, non ha avuto fortuna. 8 minuti di gioco, esce Belleboni, torna in campo Otero, calma il primo gesto che ha detto giochiamola, pensiamola, lavoriamola, che ci arriviamo. Riparte il Sedico, Dos Santos.
Pressing alto di Zocchi. Vitigno sbaglia l'appoggio, il Sedico. Palla che torna alla McCann con Otero che si occuperà della rimessa in gioco. Movimento di Grandinetti che riceve la palla. Miracolo di Battistuzzi. Dominioni. Zocchi. Otero. Dominioni. Otero. Zocchi. Non riesce. Vantaggio del Sedico. Questa volta la palla è deviata in calcio d'angolo con Vitigno sulla palla, ben piazzata la difesa. Dos Santos cerca di dribblare Dominioni, ci riprova, torna a stoppare nuovamente il tentativo del Sedico. Sedico, un altro calcio d'angolo battuto subito. Vitigno non si capisce con il compagno di squadra. Morassi. Otero. Zocchi attende il compagno, si perde palla con Vitigno che cerca di fare Otero. Grandinetti. No. Difesa di Dos Santos. Vitigno. Riprende. Buona palla Dominioni. Non riesce però a approfittarne. Se la allunga in fallo laterale. Pitondo, siamo subito dall'altra parte, non c'è un attimo di tregua. Otero, Dominioni. Otero. Grandinetti per Dominioni al centro, impegna i guantoni di Steve Battistuzzi. Calcio d'angolo con Dominioni sulla palla. Fa tutto bene tranne il tiro Buriola. Riparte il Sedico, lancio lunghissimo in una zona dove non è possibile controllarla per Bottega. Otero, Dominioni, Belleboni. Otero si fa anticipare Buriola. Dos Santos. Pitondo in questo momento. Movimento del Sedico. Ben posizionata la difesa, tutta la squadra del McCann. Va a chiudere la difesa sul tentativo di Dos Santos. Chiude Morassi. Belleboni, Otero. Belleboni da solo contro due avversari. Perde palla riconquistata da Vitigno. Finisce fuori la palla, Pitondo non riesce a contenerla. Otero, su dice, su. Dominioni perde la palla. Cerca Bottega di ubriacare l'avversario. Palla che finisce fuori, l'ultimo tocco del Sedico.
Dominioni. Canottieri 2, Bubi 5. Tanto ci aggiungono, il Bubi Merano sta dilagando contro i canottieri a Belluno 5-0, che sarà il non è il nostro prossimo avversario del Macan qui alla Palaprata. Otero, Grandinetti, palla fuori, Dominioni per la rimessa, Belleboni, ci è mancato un niente alla cosa, time out richiesto dalle panchine. Praticamente 11 minuti di gioco, punteggio sempre 0-0, non c'è da annoiarsi qui alla Palaprata. Diverse occasioni per quanto riguarda il McCann, che oltre ad aver mancato il gol in 3 occasioni nitide è riuscito anche a contenere molto bene il ritorno degli avversari. Predica calma e semplicità mister Savalino. Proprio mister Savalino che sta con la sua immancabile cartellina e la sua nuova pashmina dando indicazioni. Molto molto attenti ragazzi. Si scende nuovamente sul parquet del Palaprata, 8:54 da giocare. La rimessa per il Sedico. Dos Santos, Storti. Otero, Belleboni. Si porta un rimpallo. Porta fuori la palla Belleboni. Storti. Pressing di Buriola. No, prima però la palla era finita a lato. Si riparte con una rimessa laterale con Belleboni Marzio. Otero. Belleboni Buriola. Sì, di poco ma è finita fuori. Storti sulla palla. C'è un movimento dalla parte opposta, palla che comunque finisce facilmente nelle mani di Morassi. Belleboni, Buriola. Buriola anticipato. Belleboni. Grandinetti. Otero, Buriola. E non può far altro che liberare in calcio d'angolo il Sedico. Buriola. No, lascia a Belleboni. Otero, flippering di gambe, non ha fortuna e per fortuna anche il tiro di Brancher finisce lato. Morassi, riparte Otero. Grandinetti, Buriola, Belleboni, si porta avanti, si porta finta. Prende in contropiede Otero. Riparte con Dos Santos il Sedico. Storti. Vitigno, Dos Santos.
Aspetta che qualcuno gli vada incontro. Vitigno. La tocca Buriola, lo va a fare, continua Storti. Vitigno, Dos Santos. Difesa del McCann fa il suo dovere. Scontro di gioco tutto regolare. Vitigno se ne allunga fuori Brancher. Chiamata questa volta da Mister Savalino. Il time out. Sette minuti al termine del primo tempo. Squadre che ancora sono sullo 0-0. Non mancano le emozioni qui alla Palla Prata. Anche voi che lo state seguendo da casa. Si riparte, 7 minuti e 01 al termine del primo tempo. Palla per il McCann. Otero su Belleboni. Graninetti! Si fa male Battistuzzi. Prende un brutto colpo Battistuzzi. No, ce la fa a ripartire, sì, si rialza senza particolari problemi l'estremo difensore del Sedico. Si riparte. Belleboni si prova dalla distanza, palla che finisce a lato. Battistuzzi. Riparte con Storti. Brancher, Storti. L'anticipo di Otero. Rimanda la palla nella metacampo avversaria. Vitigno. Castaldello. Storti. Brancher. Gli si oppone Otero. Castaldello. Vitigno. Ha davanti un scatenato. Grandinetti. Si lamenta anche per non essere riuscito a controllare la palla. Vitigno. Salta Belleboni, andiamo, sono Otero, Otero si porta la palla fino in fondo al campo. Guadagna una rimessa laterale. Giannattasio per i guantoni di Battistuzzi. Calcio d'angolo per il McCann. Toccata, dice l'arbitro, da Storti. Nuovamente rimessa per il McCann con Belleboni. Ci prova Giannattasio. Otero al volo. Palla che si stampa in fondo al campo. Battistuzzi
Lungo rinvio che non porta a niente se non a permettere al McCann di riconquistare la palla. Grandinetti con Otero, Belleboni con cui tiene la palla il McCann con Belleboni, anzi no, l'arbitro dice fallo di quest'ultimo. Palla che finisce fuori, rimessa per il McCann. Dominioni, Belleboni, Dominioni, Belleboni, tiro dalla distanza, gol! Gol, 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 gol! Marzio Belleboni! Marzio Belleboni per l'1-0 del McCann. Batti e ribatti e finalmente la palla è entrata. Nuovamente gol! Gol, 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 gol! Ci ha pensato Grandinetti! 6 neanche un minuto dopo, Grandinetti per il raddoppio del McCann. Nemmeno il tempo di aggiornare le statistiche, di aggiornare quello che sono i tabelloni. Ed il McCann fa 1-2. Le direttive di mister Sabalino sono state rispettate. 4:55 al termine del primo tempo con un 2-0 per il McCann. Primo gol di Belleboni, risponde Grandinetti e per fortuna che aveva la caviglia messa male. Belleboni. Rimbalzo, palla che finisce a Morassi. Belleboni conquista anche il fallo laterale. Morassi sulla palla. Dominioni. Castaldello, Dos Santos, prova a muoversi il Sedico, Dos Santos, grande la risposta da parte di Otero. Castaldello si porta in fallo in fondo al campo la palla Storti. Dominioni con Grandinetti, si porta la palla in fallo laterale. Vitigno per la rimessa in gioco. Storti, Castaldello, Grandinetti, Otero per Grandinetti, riesce anche a conquistare il fallo laterale. Otero per Dominioni, Otero, Zocchi, spinto in modo regolare, dice l'arbitro, palla che torna a Vitigno per il Sedico. Riconquista Dominioni per Grandinetti, scivola, perde palla il McCann, ma conquista il fallo laterale. Otero,
Grandinetti, Dominioni, Grandinetti, Otero, non si fa sorprendere, Grandinetti, triangolo, no. Troppo lunga per il numero 4, che continua a pressare altissimo il Macan. Castaldello, Vitigno, Castaldello, Storti, mentre per Dos Santos ha il problema di girarsi, non è un problema da poco, avendo due uomini del Macan alle sue spalle, ci pensa Morassi, che vediamo va a lanciare Zocchi, sì, prova a lanciare Zocchi, controlla la palla, uomo a terra, contrasto regolare, no, sì, già ammonito Zocchi, viene espulso Zocchi per somma di ammonizioni. Contrasto che sembrava assolutamente regolare, infatti si sta lamentando il Macan. Macan che rimarrà senza un uomo per 3 minuti, pertanto fino al termine di questo primo tempo. Non ci voleva, anche perché Zocchi stava veramente dando un apporto importante alla squadra. C'è da stringere i denti. 2 minuti e 38 da giocare. Storti sulla palla. C'è da far prevalere le capacità degli uomini di Savalino. Castaldello, Storti, Castaldello, Storti, Castaldello, Castaldello, Storti, mette fuori in maniera svirgolata Dominioni, Vitigno, Castaldello, Storti, Vitigno, Storti, alta, si lamenta Morassi, cioè, più che lamentarsi, da indicazioni ai suoi uomini. 2-13 al lancio lungo a cercare Otero, ma la palla torna al Sedico, messa fuori da Grandinetti. C'è da calmare, c'è da ragionare. Dos Santos, Castaldello, esce fuori alla grande Grandinetti, messo giù Grandinetti, grande azione di Grandinetti. Calcio di punizione per il Macan. Grandinetti sulla palla. No! Sembrava rete. No, il calcio d'angolo. Conquista il calcio d'angolo il Macan. L'illusione era quella che la palla fosse finita in rete. Belle Boni. Rimessa dal... Ferma il gioco. L'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori del Sedico. C'è un contrasto tra i due giocatori, si sono riappacificati Castaldello e Dominioni dopo il contrasto sull'angolo.
1,35. Storti. Dos Santos, Storti. Altissimo il tiro del Sedico. La prende Grandinetti, ma la può solo che appoggiare per gli avversari che tornano in attacco. 1,15 al termine, sempre con un uomo in meno il McCann dopo l'espulsione di Zocchi Dennis. Espulsione a mio avviso assolutamente ingiusta, visto che il contrasto era stato regolare. Rimessa laterale per il Sedico. Storti. E accorcia le distanze Dos Santos per il Sedico. Accorcia le distanze il Sedico. Riprendiamo con 4 uomini, il fallo, ed è ammonito Pitondo per il Sedico. Punizione dal limite. Belleboni nuovamente sulla palla. Si lamentano gli atleti del Sedico. Belleboni ha spostato leggermente la palla e ha messo fuori causa la barriera. Non ne approfitta Dominioni lì a un passo. Morassi, bella, tentativo di Otero di controllare la palla in modo anche lateralmente spinto. Guadagna il fallo laterale a 38 secondi dal termine. Otero se ne occupa della rimessa. Belleboni, Dominioni, palla per il McCann. Qualche scintilla tra Otero e Dos Santos. Il tiro di Grandinetti finisce sul lato della porta. Storti, Castaldello, Storti, la intercetta il McCann, Dominioni, Otero. Nuovamente Otero dopo aver triangolato con Belleboni. Dominioni chiama in causa Morassi. Belleboni, ragazzi, cosa combiniamo? Non è il momento di distrarsi. 5 secondi al termine. Un secondo, il tentativo per la rimessa, anzi no, per il calcio d'angolo. E finisce il primo tempo con le squadre con il punteggio di 2-1 per il McCann.
ai gol di Belleboni e Grandinetti e ha risposto Xavier Dos Santos per il Sedico. Il tempo che gli atleti prendono un tè caldo e poi rientriamo per il secondo tempo di Macan Prata Calcio 5 Sedico. I punteggi dagli altri campi: Futsal Cornedo batte Pordenone 5-2, Canottieri non è finita ancora. I Canottieri Belluno stanno perdendo 2-5, mi dicono, contro il Bubi Merano, e il Ludine City sta vincendo a Palmanova 3-1. 2-1 Olimpia Roveredo Arzignano.
E si sta per riprendere con il secondo tempo qui dal Palaprata tra il Maccanna Prata Calcio 5 e il Sedico Calcio 5. Punteggio del primo tempo 2-1 per i padroni di casa, con i gol di Belleboni e Grandinetti. Ha accorciato le distanze Dos Santos per i bellunesi. Già sul parquet il Maccanna in attesa della Sedico. Si giocherà chiaramente a campi invertiti. Notiamo che si tolta la pashmina mister Sabalino. Siamo sempre in attesa degli avversari e della terna arbitrale. Nel frattempo è finale a Cornedo, col Futsal Cornedo che batte il Pordenone 5-2. Scende in campo anche il Sedico, rientra la terna arbitrale. Siamo pronti per il secondo tempo qui dal Palaprata. Pitondo e Dos Santos sulla palla. Tutto è pronto, si può iniziare, dice il primo arbitro. Canottieri ha perso 5-2. Riprendiamo la partita. Un'informazione di servizio con il Sedico, che questa volta gioca alla nostra destra con Dos Santos sulla palla, intercettato da Grandinetti. Belleboni per Otero. Dominioni, il giro con Storti che può far altro che mettere a lato. Dominioni, Otero, Grandinetti, Belleboni, Otero, Otero, palla che torna a Vitigno per il Sedico. Pitondo, Marzio Belleboni, si allunga la palla in fallo laterale. Battistuzzi, Pitondo, Vitigno, Pitondo, Marzio Belleboni evita il fallo laterale. Cerca Dominioni di portarsi avanti la palla, la perde il Maccanna, la riconquista nuovamente gli uomini di Sabalino. Dominioni intercetta Vitigno, si porta la palla in fallo laterale, rimessa per il Maccanna con Belleboni. Otero, Dominioni,
Belleboni, triangolo Otero per Dominioni, Otero, Belleboni, Grandinetti da questa parte, chiama palla, riceve, Otero, Belleboni, Dominioni al centro, non aggancia, palla riparte, Dos Santos per il Sedico, tiro dalla lunga distanza di Pitondo, impegna Morassi. Pitondo per la rimessa, Storti, Vitigno ribattuto da Belleboni, Storti, Dos Santos, Storti, Dos Santos va a filtrare il pareggio, del Sedico. Va a pareggiare il Sedico con Vitigno. Pareggia il Sedico con Vitigno. Tutto da rifare, da ricostruire per il McCann, nulla per il compromesso. Otero sulla palla, 2-2, 17-25 al termine. Bel Dominioni, Grandinetti, Otero, Belleboni. Riparte però il Sedico, sempre con Vitigno, ci oppone Morassi. Prende una botta Vitigno nello scontro. Rimessa laterale per il Sedico. Dalotando Pitondo, una rasoiata che va a prendere l'incrocio esterno dei pali. Prende un attimino di forza il Sedico, forza che deve prendere il McCann, non devono lasciarsi intimorire per il pareggio. Grandinetti per palla, riconquista Grandinetti. Tiro finisce di poco a lato. Pitondo, ribattuto da Belleboni. Storti, Pitondo, Storti, Pitondo. Dos Santos ribatte, gli si oppone Otero. E il tiro di Grandinetti con Dos Santos che va a fargli da scudo, palla in fallo laterale, in calcio d'angolo. Belleboni sulla palla. Otero, gancio al volo, ma nettamente fuori dallo specchio della porta. Fischiato fallo contro Sedico al limite della porta, forse il portiere ha atteso troppo. C'è una bolgia qui alla Palaprata, si fatica anche a sentire la chiamata dell'arbitro. Comunque 16-18, situazione positiva per il McCann che gode di questa punizione dal limite. Se ne occupa sulla palla Otero e Grandinetti.
No, ci prova Belleboni, palla che finisce fuori, rimessa per Otero. Belleboni, tiro da fuori area, non impedisce Battistuzzi. Enrico Otero, Grandinetti perde palla, incespica Pitondo. Otero, chiamato in causa Belleboni, allunga troppo, non si capisce con Otero. Pitondo, Dos Santos, Pitondo, palla e finisce fuori. Rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Otero, Dominioni, Otero, Grandinetti, il tiro va solamente ad illudere. Dos Santos, 15:26 al termine. 2-2. Otero, Grandinetti fa da velo, non arriva a Dominioni la palla. Fallo di Dos Santos. Otero. Dominioni per Grandinetti, rimessa comunque per il McCann con Giannattasio. Non arriva il pallone a Grandinetti. Dominioni fermato, stoppato l'azione convulsa del Sedico, riparte il McCann. Dominioni fermato al limite, tentativo rovesciato del Sedico, ce la fa con Brancher, stoppato da Otero. Esce Dominioni, rientra Belleboni. Dos Santos. Vitigno. Dos Santos. Riesce a liberare Grandinetti dopo una parata all'ultimo istante di Morassi, che si è visto la palla, può solamente ribatterla senza però riuscire a controllarla. 14:07, 2-2 qui al Palaprata. Calcio d'angolo da parte del Sedico. Con Vitigno sulla palla, non è calcio d'angolo, rimessa laterale. Nuovamente Otero a liberare. Vitigno. Si rimane lì. Nuovo schema, Vitigno con Brancher vicino. Chiamato in causa Storti. Sbaglia l'appoggio, riparte il McCann con Belleboni. Belleboni se ne fuma 2-3, passa al centro per Giannattasio che non tira. Il tiro di Brancher, ci oppone Morassi. E da quest'altra parte del campo uno scontro, vede un
atleta del Sedico a terra. Probabilmente un contrasto nell'azione precedente, chiamato in campo anche il medico. Scontro probabilmente nell'azione precedente, contrasto comunque regolare. Per tempo i canottieri perdono in casa contro il Bubi Merano 3-6, finale. Stanno assistendo l'atleta. Dalla mia postazione non riusciamo a capire chi è. Si rialza Vitigno, l'applauso del Palaprata dopo lo scontro che ha subito poc'anzi. Sembra riuscire, no, esce, viene sostituito da Castaldello. Palla comunque nelle mani del McCann. 13:43 al termine. Allora, proprio la palla aveva messa fuori il McCann. Castaldello, ribattuta la palla. Buriola che va a far pressing su Storti. Morassi, Belleboni, Grandinetti, Otero, Grandinetti, Buriola, Otero, Belleboni, Otero, Grandinetti, cerca di far arrivare a Buriola, intercettato, palla Storti, Castaldello, Grandinetti, 1, intercettato da Storti, Buriola. Buriola per la rimessa laterale per il McCann. Belleboni, Otero, Belleboni, Otero, Belleboni, Otero chiama in causa Morassi, lancio lungo, intervento falloso dice l'arbitro, quello di Belleboni su Battistuzzi. Chiamato a pulire il campo. Storti per la rimessa in gioco, anzi no, se ne occupa Battistuzzi direttamente su Storti. Castaldello, pressato il Sedico. Storti, Castaldello, al raddoppio il McCann, intercetta Grandinetti, si porta in avanti, Buriola, troppo lungo l'appoggio. Dopo l'accelerazione di Grandinetti, Castaldello, Storti, pensato nuovamente a Grandinetti, commette l'errore Storti, porta la palla a lato. Dominioni per la rimessa per gli uomini di Sabalino. Grandinetti, Buriola, palla che finisce a lato. 11:50 al termine, 2-2.
Dominioni in gespica, Dos Santos ci mette una pezza Buriola. Castaldello, tiro da fuori di Storti, nettamente alto sulla traversa. Morassi, Belleboni, Dominioni, Dominioni guadagna il fallo laterale. No, fallo laterale, palla consegnata ai bianchi con Pitondo per la rimessa. No, e sull'appoggio finisce in rete. Pitondo, terzo gol del Sedico con Pitondo. Forza ragazzi, dai, forza Macan. Passano in vantaggio gli ospiti, 11 e 18 da giocare, c'è tutto il tempo per rimediare al risultato. Dominioni, belle, fallo su Grandinetti, anche molto cattivo da parte del Sedico. Belleboni, prende la distanza della barriera l'arbitro. Belleboni sulla palla, Dominioni, il tiro di Grandinetti fuori. 11 al termine, 2-3 per il Sedico, con Dos Santos, Vitigno, Guastaldello, Tondo. Riparte il Macana, Buriola guadagna il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per Buriola Andrea. Belleboni, Grandinetti. Grandinetti sul fondo, impegna Battistuzzi. Dominioni per il calcio d'angolo dal lato opposto. Belleboni, respinta. Buriola, Morassi. Belleboni, tiene palla, Dominioni. Un po' di maestria Pitondo, approfitta del rimbalzo su Buriola per riprendere la palla e ricostruire l'azione. 10 minuti e 15 al termine. Castaldello si gira. Morassi per la rimessa laterale. Il tiro da fuori di Pitondo che cerca di sorprendere Morassi. Una sì va bene, ma due no. Siamo al giro di boa, 10 minuti al termine di questo secondo tempo dell'incontro. Riparte il Macan. Palla l'ha messa fuori. Dos Santos per il Sedico.
Dos Santos, Totti, Bitondo, Dos Santos. Domi, Grandinetti, Dominioni, Giannattasio, Grandinetti, tiro da fuori, il rimbalzo. Riparte il Sedico, qualche problema tecnico, ecco, Bottega, Vitigno, Dos Santos che per fortuna nostra non la aggancia. Rimessa laterale con Giannattasio, Bellemoni, Otero, Dominioni, Otero, Belleboni, Giannattasio, Otero, Belleboni, Giannattasio si trova sulla palla per tirare a terra Dominioni, intercettato il tiro. Calcio da rimessa laterale con Dominioni, in centro non raggiunge Giannattasio, Otero attende un po' troppo, guadagna solamente il fallo laterale. Dominioni, Otero, Belleboni, ribalza male, palla che finisce a lato per il Sedico, 8 minuti scarsi ancora da giocare. Morassi, Belleboni, filtro di Giannattasio, palla in fallo laterale, rimessa, se ne occupa proprio Giannattasio. Lancio lungo con Battistuzzi che la prende senza grossi problemi. Dos Santos perde momentaneamente palla il Sedico. Otero incespica sulla palla, contropiede del palo di Storti, altro tiro e va Vitigno. Quarto gol per il Sedico, assegno Vitigno. Il risultato pesante per il Magana fino in questo momento, anche per il gioco espresso. Si riparte, Dominioni sulla palla, 7 minuti e 17 al termine. Otero, Belleboni, Otero, Belleboni, prova a tirare Belleboni, Vitigno, il miracolo di Morassi che evita il peggio. Palla in calcio d'angolo. Dos Santos, Otero, fallo
non concede il vantaggio. Allora su Giannattasio non concede il vantaggio l'arbitro. Otero sulla palla. Dominioni, Belleboni, Otero. Otero. Belleboni. Al centro per Otero. Fuori tempo. 6:25. 2-4. Dos Santos. Morassi, Belleboni, Giannattasio, Otero, Belleboni, Dominioni, no, anzi Grandinetti, perdona, Belleboni, Grandinetti, palla fuori, bella triangolazione. Belleboni, Otero, fermato, fallo laterale, difesa laterale Otero, Giannattasio non filtra su Vitigno, Giannattasio, Otero, Giannattasio prende palla, se la allunga un po' troppo, rientra in area, cerca l'appoggio, dribbla il portiere, si porta in calcio d'angolo la palla. Dalla distanza, Grandinetti! Grandinetti! Guido che va ad accorciare le distanze! Grandinetti, Guido per il 3-4. Palla in fondo campo, rimessa per Battistuzzi, lunghissima, non ci arriva nessuno dei suoi. Otero, Belleboni, scambio con Grandinetti, Otero nuovamente per Grandinetti, un'accelerazione micidiale. Pitondo per la rimessa laterale, Dos Santos, tiro che va a finire fuori, calcio d'angolo, 5 minuti al termine, 3-4 per il Sedico. Mette fuori di testa Otero, Storti, Dos Santos, Storti, pressato da Giannattasio, adesso ci va Grandinetti a pressare, si porta in fallo laterale Storti la palla. Siamo in attacco, dentro la palla a girare di Grandinetti, va preso nel basso ventre Storti, anche preso un bel tiro perché Grandinetti è riuscito anche a metterla molto bene. Storti, un attimo di respiro, riprende la posizione. 4:48, 3-4.
4-3 per il Sedico. Otero per Belleboni, stoppato di nuovo da Vitigno. Grandinetti, gira il palo! Dice deviata in calcio d'angolo. Alla Belleboni. Otero, alto sulla traversa. Otero se la porta fuori. Pitondo per la rimessa laterale per il Sedico. Vitigno, Gastaldello. Gastaldello, palla che finisce in fondo, rimessa per il McCann. Grandinetti, dribbla, fa tutto, no, deviazione, calcio d'angolo. 4:12 al termine. Dall'altra di qui dice l'arbitro, di qua o di là? Chiamato il time out da mister Sabalino con il punteggio di 4-3 per il Sedico. Dagli altri campi Futsal Corneto Pordenone 5-2, Bubi Merano Canottieri Belluno 6-3, giocata a Belluno, Olimpia Roveredo Arzignano 2-2, Palmanova Udine City 2-6. Futsal Attesina Atletico Nervesa inizierà tra un'ora. Le ultime disposizioni da parte di mister Andrea Sabalino. Termina anche il time out, squadre che tornano a discendere sul parquet con calcio d'angolo affidato al McCann, su cui si porta Belleboni. La svirgola solamente Grandinetti. Dall'altra parte il rilancio con Morassi che non riesce a contenere la palla, fallo laterale. Vitigno alla rimessa. Pitondo. Scivola, la mette giù male Otero, prende anche lui una botta alla coscia sinistra. Ce la fa a rialzarsi. Sfortunato nel rimpallo Grandinetti. Nuovamente Vitigno, è un po' lo schema di qualche attimo fa. Rimette Vitigno, arriva Storti, no, arriva Pitondo, rimbalza, eccolo qui, nuovamente rimbalza sulla barriera, si porta avanti, giro di Dos Santos, il McCann si salva per una prodezza di Morazzi. Dominioni, Otero, Belleboni.
Grandinetti, non si intende, Grandinetti riconquista la palla, il limite dell'area, evita il calcio d'angolo Battistuzzi. Con Morassi che ha fatto un po' la lighita della situazione. Grandinetti non aggancia, antecettato gli avversari. Belleboni, Otero al volo, Morassi, Dominioni, no, Belleboni se la porta fuori Dos Santos. Belleboni, Otero, non aggancia Grandinetti, no, 2,55, meno di 3 minuti al termine dell'incontro. Dos Santos fermato da Belleboni. Pitondo, riparte il McCann. Otero, Dominioni, Grandinetti, Otero, Belleboni, Dominioni, Otero, il filtro per Dominioni, stoppato da Battistuzzi. C'è campo da pulire prima di riprendere il gioco. Dominioni sulla palla. Si può riprendere, 2,16 al termine. Dominioni su bella rimessa laterale. Giannattasio, Belleboni, Giannattasio, portiere in movimento. Otero, Belleboni, Otero, e l'appoggio di Grandinetti, il cambio al volo con Morassi. 1,57. Dos Santos non riesce a evitare il calcio d'angolo Morassi. Chiamato Battistuzzi in causa. Lancio lunghissimo. Controlla male Dos Santos. Riparte il McCann. Giannattasio, Belleboni, Otero, Giannattasio, Belleboni, Dominioni. I pugni di Battistuzzi. (1,19) Dominioni per Otero. Belleboni, Dominioni, Belleboni, Otero, Dominioni. Intercettato Dominioni, Belleboni. 1 minuto ancora da giocare, siamo entrati in questo momento nell'ultimo minuto. Giannattasio, Belleboni, Cespica, non si capisce con Dominioni. Chiamato il time out a 55 secondi dal termine da Lazic Vladan.
Non è impossibile recuperare questo gol, di portare a casa almeno il pareggio, che sembrerebbe anche il risultato più giusto, visto anche quanto fatto fino in questo momento dagli uomini di Savalino. Termina il time out, si deve giocare ancora 55 secondi. La rimessa è per il Sedico con Pitondo, pardon. Per i bellunesi si tratta solamente di perdere. L'arbitro dice fischio, io. Recupera Dos Santos al lato, recupera, salva il Maccan con una prodezza di Belleboni. Ammonito Vitigno. Quando mancano 42 secondi al termine. Belleboni sulla palla. Belleboni, Giannattasio, Belleboni da chiudere, Grandinetti, Belleboni, Grandinetti al centro, no, prova il lancio da lontano il Sedico e la chiude. Va a segno Storti per il Sedico, approfittando del portiere in movimento, quindi la porta sguarnita. Storti va a segnare il 5-3 per il Sedico. Si riparte, 26 secondi, 27 secondi al termine. Belleboni, Dominioni, Belleboni, Dominioni, Otero, palla per Battistuzzi, la rilancia lunga, fallo, colpisce il tetto, fallo laterale, 12 al termine. Dominioni prova il tiro, intercettato proprio da Storti. Giannattasio da lunga distanza, Belleboni colpisce la schiena di Dos Santos, 5 al termine. L'ultimo tentativo con il Sedico, che fa altro che a buttare via la palla. E termina con il punteggio di 5-3 per il Sedico l'incontro qui oggi al Palaprata tra il Macanna Prato Calcio 5 e Sedico Calcio 5. Le marcature per il Macanna: Belleboni, Grandinetti, per il Sedico Dos Santos, Vitigno, Pitondo, Vitigno e chiude Storti. Il saluto comunque del Palaprata per entrambe le squadre. Primo stop interno per gli uomini di Savalino, che la prossima settimana sono impegnati nel derby contro il Pordenone. L'applauso va agli avversari per il risultato pieno portato a casa. Per quanto mi riguarda, per tutti gli ascoltatori,
vi do l'appuntamento tra 15 giorni qui alla Pala Prata, dove incontreremo il Bubi Merano, il prima della classe, cercando di essere più vicini noi al Bubi di quanto lo siamo in questo momento, che abbiamo 4 punti di differenza. Signore e signori, a tutti quanti, grazie per essere stati con noi. A tutti buonasera e buon rientro dal Pala Prata.